ai titoli con le principali notizie. Morta a Petrosino nel Trapanese una donna sbranata da 1 o 2 randagi mentre era davanti casa. Indagine della Procura di Marsala. A Messina aggressioni in 2 ospedali, vittime in entrambi i casi infermiera al lavoro, arrestata per lesioni una donna. Palermo, la riforma della giustizia secondo il vice premier Tajani, un incontro di Forza Italia a Catania, ribatte Serracchiani del PD, no alla separazione delle carriere in magistratura. A Siracusa i comuni dell'Anci per una tutela dell'ambiente, accanto ai lavoratori in vista della riqualificazione del petrolchimico. A lezione di legalità in un liceo di Siracusa il questore Pellicone simula un interrogatorio a un boss. Catania, le giornate Fai per l'ambiente, aperti al pubblico 60 luoghi speciali di interesse storico-artistico in 20 città dell'isola. Siamo andati a scoprirne alcuni di questi per la prima volta. Calcio, Catania in campo domani contro il Crotone al Massimino. Obiettivo è dare continuità, trasferta in Campania per Messina e Trapani. Eccoci, buongiorno. A Petrosino siamo nel Trapanese, una donna è morta sbranata da 1 o 2 cani randagi. Quando è stata attaccata dagli animali pare si trovasse davanti a casa in compagnia del suo cane. Indaga la polizia. Sentiamo Laura Spanò. Tragedia a Petrosino nel Trapanese. La vittima è Irina Licari, 62 anni. La donna è morta a causa delle lesioni riportate dopo essere stata attaccata da 1 o più cani. Il fatto si è verificato davanti alla sua abitazione che si trova nei pressi dello stadio comunale. Irina Licari è morta ieri sera. Le gravi ferite riportate dopo essere stata aggredita non le hanno permesso di sopravvivere. Secondo una prima ricostruzione la donna era con il suo cagnolino. In queste ore si sta tentando di capire se sia stata attaccata perché magari intervenuta a difesa della sua bestiola aggredita dal cane di maggiore stazza. Per accertare l'esatta dinamica indaga il commissariato di polizia di Marsala con il coordinamento della procura. Il problema dei cani randagi o anche di proprietà non è nuovo nel marsalese, dove in passato si sono registrate diverse aggressioni. Una delle ultime lo scorso agosto sulla strada litoranea che collega Marsala a Petrosino. Un branco di 8-9 cani randagi aveva aggredito alcuni runners che si stavano allenando. Nel 2023 poi un giovane avvocato fu azzannato alle gambe sul lungomare ex Salinella di Marsala. A settembre 2019 un uomo venne azzannato da un cane randagio nei pressi dei magazzini accanto al porto di Marsala. Qualche tempo prima era capitato ad un'anziana di Strasatti, borgata di Marsala. Furono necessari per lei oltre 60 punti di sutura in varie parti del corpo. A Marsala c'è un canile municipale che di recente il comune ha affidato a privati che si occupano anche di accalappiare i randaggi, ma evidentemente non è sufficiente. 2 aggressioni avvenute nelle ultime ore in 2 ospedali di Messina, vittime in entrambi i casi delle infermiere, arrestata per lesioni una donna. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Momenti di grande tensione al Policlinico di Messina, dove una paziente si è scagliata contro un'infermiera. La donna di 57 anni con l'accusa di lesioni è stata arrestata dalla polizia. Tutto è accaduto al triage del pronto soccorso, dove la paziente è andata in escandescenze, ha sferrato un calcio alla vittima e poi l'ha colpita con una stampella ferendola. Colpito al torace anche l'agente del posto di fisso di polizia. Altro episodio di aggressione è accaduto al Papardo, dove a scagliarsi contro un'infermiera è stata una paziente psichiatrica che ha, oltre a sferrare un calcio all'addome, l'ha anche ferita con la stessa siringa utilizzata per la somministrazione della terapia. A denunciare i fatti la UIL, che punta il dito sulla poca sicurezza. Serve tutelare chi lavora in condizioni di rischio, afferma il sindacato, introducendo ulteriori guardie giurate per rafforzare il presidio di sorveglianza e soluzioni che possano garantire anche i cittadini che si trovano nei pronto soccorso. Restiamo in tema di sanità, però questa volta a Ragusa la direzione sanitaria traccia un bilancio dell'ultimo anno. Mancano 200 medici in sofferenza, dunque i pronto soccorso e le guardie mediche. Sentiamo Rita Barbarino.
17 giorni in media per effettuare un esame istologico, un nuovo reparto di chirurgia modica, l'ampliamento del pronto soccorso di Ragusa, nuove attrezzature diagnostiche, convenzioni per abbattere il problema delle liste d'attesa. Questo e altro è stato fatto nell'ultimo anno dalla Direzione Generale dell'ASP di Ragusa, ma nonostante i progressi il sistema sanitario provinciale affronta una grave carenza di camici bianchi. Servirebbero 784 medici, ma solo 554 sono titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato in servizio. Per colmare questo divario sono stati assunti neolaureati, richiamati medici pensionati, conferiti incarichi libero professionali, stipulate convenzioni universitarie e aperti 17 concorsi per reclutamento. Ma nonostante tutto la dotazione organica rimane insufficiente, soprattutto nei pronto soccorso. Stesso problema nelle guardie mediche, dove dovrebbero esserci 31 medici, ma ne sono presenti soltanto 11. Abbiamo proprio l'altro giorno inviato alla Regione le zone carenti, quindi ora dal reclutamento regionale vedremo quanti medici arriveranno e quante guardie mediche potremo attivare. Sicuramente laddove non ci saranno i medici per attivare la guardia medica turistica attiveremo gli ambulatori infermieristici come si fa ormai da un po' di anni. Il malcontento sociale sulle criticità del pronto soccorso non favorisce l'avvicinamento e la permanenza dei medici. A questo pensiero si accorda il Comitato Civico Articolo 32, che propone la presa in carico anticipato da parte del servizio infermieristico. Si tratta, negli infortuni meno gravi, di accompagnare direttamente l'utente nel reparto di competenza. Faccio l'esempio, l'ortopedia per quanto riguarda le piccole cadute, la scheggia nell'occhio in oculistica, e consentire quindi al medico del pronto soccorso di concentrarsi su quelle che sono le emergenze più gravi. Una soluzione adottata già in altre regioni, non è detto che non possa essere ascoltata. Vittime innocenti di mafia, abbiamo sentito uno dei familiari delle due vittime di un duplice delitto di Cosa Nostra, ancora senza giustizia, l'assassinio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Castelluccio. Sentiamo Marco Gullà. 36 anni, terapiste e depistaggi non sono bastati per mettere un primo punto definitivo a uno dei delitti più controversi della storia di Cosa Nostra, il duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che era incinta di 5 mesi, avvenuto il 5 agosto 1989 a Villa Grazia di Carini. Ieri, nella giornata del ricordo delle vittime di mafia celebrata a Trapani per la famiglia Agostino, questa volta non era presente il papà Vincenzo con la sua lunga barba, ma c'era il nipote Nino. C'è ancora rabbia per la sentenza della Cassazione di tempo fa di annullare con rinvio la condanna all'ergastolo del boss Nino Madonia e della prescrizione sull'assassinio di Ida Castelluccio. Molto, perché è stato come se per l'appunto la lotta dei miei nonni fosse stata vana, perché loro hanno sacrificato 36 anni della propria vita per avere questa vita e giustizia, ed è impensabile che in questo stato si prescriva l'omicidio di una giovane donna di 19 anni, per lo giunta incinta. Trattiene le lacrime a stento il nipote di Nino e Ida quando racconta come è andata. Hanno detto, giustificando la prescrizione, anche se aspettiamo ancora le motivazioni, che Ida si trovasse lì per caso, però mia zia era un obiettivo premeditato insieme a Nino, perché a mio zio l'avrebbero potuto uccidere in qualsiasi momento quando era da solo, però hanno scelto un momento, perché i mafiosi sono vigliacchi, hanno scelto un momento così vigliacco quale il compleanno di mia mamma, che faceva 18 anni il 5 agosto, e hanno scelto questo momento perché sapevano che Nino fosse disarmato e che avrebbe usato tutte le sue forze per difendere la sua moglie, così come ha fatto. Ma la famiglia Agostino ha ancora fiducia nella giustizia? Fiducia in tutte le persone che incontro, perché per ora, tra virgolette, sono in tour de force, che sto girando tutta l'Italia da nord a sud per raccontare la storia dei miei zii, e incontrando i membri delle istituzioni che rappresentano bene la divisa di mio zio, incontrando tutte le scolaresche, i comuni, persone che proprio hanno, se la sentono la storia della mia famiglia, ho fiducia in loro. A Palermo la riforma della giustizia di Forza Italia al centro dell'incontro di oggi con il vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamo Maglio Viola. Sbarca a Palermo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, oggi chiamato a trarre le conclusioni dell'incontro di Forza Italia sulla giustizia che si tiene al Teatro Politeama. Perché la riforma della giustizia è una riforma che è per i cittadini, non è contro nessuno, anzi è una riforma destinata a esaltare il ruolo dei magistrati, a depoliticizzare la magistratura. Abbiamo approvato anche la riforma delle intercettazioni, quindi stiamo ridisegnando un sistema che non è lassista, ma che impedisce che accadano vicende come quelle che purtroppo accadono nel nostro Paese, dove il 50% di coloro che sono in carcerazione preventiva poi sono innocenti.
quindi anche un tema che riguarda la situazione nelle carceri. Ai lavori anche i capigruppo di Camera e Senato, Barelli e Gasparri, il vice capo delegazione azzurro in Europa Marco Falcone, il vice ministro della giustizia Sisto. E sulla riforma della giustizia, la separazione delle carriere, di tutt'altro parere Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD. L'ha sentita per noi Adelaide Barbagallo. Non è una separazione delle carriere, è una separazione dei giudici, che tra l'altro ha degli effetti negativi molto importanti non solo sulla nostra Costituzione ma proprio sulla nostra forma di democrazia. La separazione delle carriere si poteva fare con una legge ordinaria, la si fa con riforma della Costituzione perché si vuole incidere sulla indipendenza e l'autonomia della magistratura e soprattutto separando i pubblici ministeri e creando questi due mezzi poteri, dividendo l'ordine giudiziario, si ottiene addirittura l'eterogenesi dei fini, e cioè i pubblici ministeri rischiano di diventare più forti, e nei paesi nei quali si è fatta la separazione delle carriere e i pubblici ministeri sono diventati più forti sono finiti sotto l'esecutivo, che è un po' quello che ci ha detto Del Mastro. È netta la posizione di Deborah Serracchiani sulla riforma della giustizia. A Catania, per un incontro moderato dal segretario del PD in Sicilia Anthony Barbagallo, la responsabile della giustizia del PD si mostra fiduciosa sulla ricomposizione delle frizioni del partito in Sicilia, che è stato commissariato proprio per le tante tensioni interne. C'è un commissario che ha il compito, Nico Stumpo, che è un collega deputato, di garantire il percorso del congresso, e sono convinta che ritroveremo un punto di sintesi. Barbagallo è un segretario regionale che ha avuto ed ha una grande responsabilità e condurrà il partito sicuramente a questa sintesi. Il futuro green per il petrolchimico di Siracusa Ragusa, i sindaci si schierano con i lavoratori. Francesco Loi. Occupazione, sicurezza e innovazione sono le tre parole chiave da inserire nel futuro del polo industriale di Siracusa. A ribadirlo sono i sindaci, schierati al fianco dei lavoratori, che da tempo vivono nell'incertezza. In mezzo alle sfide delle transizioni, dove chiaramente le imprese stanno vivendo un momento di grande difficoltà, ma se ci sediamo attorno a un tavolo, governo nazionale, regionale, aziende, comuni e forze sociali, forse insieme si esce da questa vicenda. Obiettivo di Universalis è la transizione green, un processo di trasformazione che in Sicilia riguarderà i poli di Siracusa e Ragusa e che fa tremare migliaia di posti di lavoro, indotto incluso. Aziende e Mimit hanno rassicurato tutti, ma non basta. Non permetteremo che questo progetto possa ridurre l'occupazione del polo industriale. Più del 50% del PIL della provincia di Siracusa è prodotto dal petrolchimico. Se a Siracusa il processo di trasformazione è solo all'inizio, a Ragusa gli impianti sono fermi dallo scorso dicembre. Siamo ovviamente preoccupati per il mantenimento del livello occupazionale attuale, per salvare anche le posizioni di chi lavora nell'indotto, però è chiaro che c'è un piano molto articolato, un piano che prevede uno sviluppo, una modifica, una trasformazione del sito industriale in qualcosa di diverso. E dall'aula consigliare di Palazzo Vermexio parte un messaggio indirizzato a governo ed Eni. Sì ad un futuro green, ma tutelando tutti i lavoratori. E oggi, come di consueto, il nuovo appuntamento con il Punto, il nostro approfondimento di politica e attualità, dopo che andrà in onda alle 14.30. In studio Luca Ciliberti, benvenuto. E di cosa parliamo oggi? Grazie Giussi. Allora, oggi parleremo di un tema che è sulla pelle dei siciliani, il rincaro delle bollette, l'aumento dei prezzi, dalla tazzina di caffè al bar, banalmente, fino appunto all'aumento di luce e gas. Quindi questi aumenti registrati tutti nel 2025 saranno destinati a salire. Poi ovviamente apriremo una finestra di approfondimento sullo scandalo della sanità a Trapani. Salgono i referti istologici positivi che non sono stati consegnati ai malati, e quindi questo scandalo si sta ulteriormente allargando. E poi commenti ovviamente sulla giornata politica, Tajani, Serracchiani, ieri la Schlein, tutti in Sicilia. Vedremo cosa hanno detto anche delle vicende siciliane. Quindi appuntamento alle 14.30 in diretta come sempre con tanti ospiti. Poi li vedrete in diretta. Grazie, buon lavoro a te. Noi ci fermiamo, una breve pausa e poi andremo a Siracusa per una lezione di legalità a scuola. A Siracusa, scuola di legalità, liceo Einaudi, simulato l'interrogatorio del questore Pellicone a un boss. Sentiamo Francesco Loi. Le 2:30 di notte. Io sparai 7 colpi di pistola, capitolo 765, alla strada cinese del Bardus.
Un interrogatorio di polizia a scuola. Da un lato c'è un funzionario della squadra mobile di Reggio Calabria, dall'altro un boss dell''ndrangheta. Per quanto riguarda invece la pistola utilizzata, l'avevo rubata nell'abitazione della Di Maria. Una cosa particolare, si trovava in un armadio dentro una borsa mentre facevo il furto che trovavo. Naturalmente è una messa in scena, con l'attore siracusano Attilio Ierna, il questore. Fu proprio lui a condurre l'interrogatorio, quello vero, quando lavorava in Calabria. Poi l'idea di trascrivere tutto e farlo rivivere ai giovani. Si tratta di un'indagine che ho condotto personalmente alcuni anni fa, quando ero un po' più giovane, e abbiamo voluto realizzare questo incontro con gli studenti proprio per far rivivere agli studenti un'indagine e per far comprendere a loro cosa voglia dire, quale sia la vita di un delinquente e farli riflettere. Mi disse di portare a termine l'omicidio senza problemi, perché della sorella a lui non gliene fregava niente. Un'iniziativa che ha catturato l'attenzione dei ragazzi. Abbiamo mostrato loro anche alcuni filmati e i filmati degli arresti dei soggetti coinvolti nell'indagine. E il famoso slogan della polizia, esserci sempre, è rivolto anche ai giovani. È a loro che bisogna indicare la giusta strada da seguire, per un domani sempre all'insegna della legalità. Tornano le giornate FAI di primavera anche in Sicilia, aperti al pubblico 60 luoghi speciali di interesse storico-artistico. Noi siamo andati a Catania, ci dice tutto Eva Spampinato. Bellezza, arte, cultura, natura e meraviglie del nostro territorio da scoprire o riscoprire. 2 giorni per tuffarsi tra i palazzi d'epoca, le chiese, i giardini all'italiana, luoghi sconosciuti che diventano una sorpresa per i turisti ma anche per gli stessi catanesi, come Villa Gravina a San Gregorio di Catania, antico casale della metà del Settecento, aperto al pubblico per la prima volta grazie alle giornate FAI di primavera, oggi e domani. Il Fondo per l'Ambiente Italiano apre le porte di 60 luoghi speciali in 20 città della Sicilia. Quest'anno compie tra l'altro 50 anni e ha deciso, come sempre, come tutti gli anni, di aprire le porte dell'incredibile. 12 sono i luoghi di interesse a Catania e provincia, tra questi la residenza di villeggiatura di esponenti della nobiltà e dell'alta borghesia catanese dell'epoca. Qui la rigogliosa natura esterna dialoga con quella delle pareti interne decorate con la carta da parati di Dufour e Leroy, un capolavoro della manifattura francese dei primi dell'Ottocento. Come se fossimo dei custodi temporanei di questi luoghi incredibili, e dobbiamo aprire le porte alle persone per far scoprire storie antiche e identità anche del proprio luogo di appartenenza. Ma c'è anche la casa museo dell'artista Giovanna Brogno Sonnino, un palazzo dei primi del Novecento, vera sorpresa nel cuore verace della città, via Plebiscito. Quando io sono arrivata qui non c'erano le tabelle millesimali, ci stavano solo 2 vecchiette, il palazzo era completamente abbandonato, quindi è stato un lavoro fatto negli anni. Questo tavolo che vedete qui accanto a me, io l'ho fatto appena sono arrivata. Ho preso tutti i tovagliolini dai bar di Catania e ho fatto questo collage su questo tavolo. E per chi volesse fare una passeggiata fuori città, a Castiglione di Sicilia potrà scoprire la cuba bizantina, un gioiello incastonato nella valle dell'Alcantara. Una breve pausa e poi il calcio con il Catania, domani in campo al Massimino contro il Crotone.